La Sala Gioia di Sora ha ospitato venerdì 17 ottobre la cerimonia di premiazione della 14ª edizione del concorso di poesia Poetando in Rosa, organizzato dall'associazione culturale no profit Iniziativa Donne, con tema L'essenza della donna. La serata si è aperta con un minuto di silenzio in memoria dei 3 carabinieri tragicamente scomparsi durante uno sgombero a Casteldazzano. In rappresentanza dell'Arma, il brigadiere capo Aldo Marcelli, presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Sora, è stato omaggiato con un'opera del maestro calligrafo Franco Taglione. Anche quest'anno Poetando in Rosa ha ricevuto adesioni da poetesse e poeti provenienti da numerose regioni italiane, confermando la forza di un'iniziativa che unisce talento, sensibilità e impegno sociale. Siamo presso la Sala Gioia a Sora per la 14ª edizione del concorso di poesia Poetando in Rosa, che porta la firma dell'Associazione Culturale Iniziativa Donne, che con onore rappresento in veste di vicepresidente. Porto i saluti della presidente Katia Staffieri e delle socie Elisabetta Canale Parola, Elena Baldassarra e Francesca Mancini. È un appuntamento al quale la nostra associazione è molto legata. Sono 14 anni, un percorso lungo, iniziato con il nostro amico Rodolfo Damiani. E proprio a lui è dedicata la penna dell'anima di questa sera. I primi 3 premi sono delle poesie, delle liriche che la giuria, formata da Anna Tomassi, Ilaria Polissio e Massimiliano Terzigni, hanno voluto fortemente premiare. Ringrazio i tanti poeti, poetesse e poeti che da parte nostra sono sempre nel nostro cuore, perché riescono a esprimere attraverso le parole dei significati, dei sentimenti che fanno vibrare veramente le corde dell'anima, e partecipano sempre da tutta Italia, e quindi li ringraziamo il pubblico presente, gli artisti che hanno dato vita a questa manifestazione e al Patto delle Donne, gli Stati Generali delle Donne che hanno patrocinato l'evento. Ringrazio l'Associazione Nazionale Carabinieri di Sora, che con puntualità e cortesia hanno partecipato alla manifestazione, l'Istituto Comprensivo 3 Sora, presente con le loro musiciste, Maria Luna Terzigni che ha letto le poesie, e mi piace salutarvi ricordandovi che bisogna praticare una cultura del rispetto, e anche attraverso la poesia e a parole gentili. Momenti di grande commozione hanno accompagnato la consegna del premio speciale Penna dell'Anima dedicato a Rodolfo Damiani, amico e sostenitore dell'associazione. La giuria, composta da Anna Tomassi, Ilaria Paulisso e Massimiliano Terzigni, ha valutato attentamente le opere pervenute. La forza di questo concorso è quello di coinvolgere tante persone che con l'arte poetica promuovono la cultura del rispetto. È una parola un po' dimenticata, un po' di cui non si conosce oggi il significato, ma è proprio quella parola che fa parte dell'obiettivo dell'Associazione Iniziativa Donne. Questa associazione è nata dall'amicizia e dall'incontro di 4 giovani donne 14 anni fa. Si sono prefisse questo obiettivo: promuovere la cultura del rispetto. E oggi sappiamo benissimo nella nostra società di quanto ne abbiamo bisogno, episodi di violenza continuamente che quasi cerchiamo di esorcizzare, perché ne siamo proprio sommersi, violenze in ogni campo, in ogni ambiente, continuamente. Quindi questo concorso, insieme proprio all'Associazione Iniziativa Donne, vuole accendere un faro che rimanga sempre acceso su questo problema, su questa problematica. L'Associazione Iniziativa Donne fa anche progetti nelle scuole, e c'è proprio bisogno di partire proprio dal basso, fin dalla prima infanzia, perché questo è un fatto culturale, perché se non si inizia dai bambini piccoli, poi ecco abbiamo questi episodi, non c'è rispetto, e questa parola rispetto è importante in ogni campo. Bisogna avere rispetto
in famiglia, perché già se abbiamo l'esempio da parte dei genitori, anche i ragazzi, anche i figli cresceranno in questo modo. Rispetto per l'ambiente, rispetto negli ambienti di lavoro anche, e poi la vittima proprio è la donna. Questi uomini che a un certo punto pensano di amare la donna ma le tolgono la libertà, le tolgono a volte i rapporti con gli altri, pensano di farle felici e invece guarda al primo segnale di questa oppressione bisogna scappare per salvarsi. Ecco, quindi il merito a questa iniziativa, il merito a questo concorso è proprio questo, sensibilizzare il più possibile le persone a questo problema. Per l'edizione 2025 sono state assegnate 2 menzioni speciali a Maria Concetta Di Leo per la poesia Equilibrismi e a Walter Pacifico per la lirica Sei bella. Il terzo premio è andato a Francesca Fusco per Soliloquio di una donna bambina, il secondo a Mario Ferrera per la poesia Tu e il primo premio è stato conferito ad Alvaro Chiappelli per la lirica Donne nell'orrore di guerre sparse. Il premio speciale Penna dell'anima è stato consegnato a Corinne Ricci per la poesia Non cercavo un faro, lo ero. Le liriche vincitrici sono state interpretate dalla giovane artista Maria Luna Terzigni, accompagnata dal gruppo strumentale Vibrant Wood, composto da 4 studentesse dell'Istituto Comprensivo 3 di Sora, guidato dalla professoressa di musica Maria Teresa De Donatis.